Una settimana di incontri dedicata al cervello per capire le sue fragilità ma anche le sue potenzialità. Si terrà a Padova dall'11 al 15 marzo con convegni e dibattiti aperti al pubblico che porranno l'attenzione sull'organo più complesso del nostro corpo. Gli eventi si svolgeranno in occasione della settimana dedicata al cervello. Davide Calimani. Alcol, fumo, droga agiscono sul cervello in modo simile, sollecitano produzione di dopamina, una molecola che genera una sensazione di piacere tale da influire sull'attività cerebrale e portare, in alcuni casi, alla dipendenza. Ora, la differenza fra un bicchiere di vino e una dose di cocaina è che la quantità di dopamina che viene liberata è migliaia di volte più alta nel caso della cocaina. Questo crea una sensazione di forte piacere che poi viene ricercata ulteriormente con un'altra dose e così via. E questa è la dipendenza. Un fenomeno simile lo si può riscontrare anche con i videogiochi, in particolare quelli più moderni, in grado di dare una vera e propria dipendenza soprattutto ai più giovani. Da Silicon Valley c'è molta preoccupazione sugli effetti dei videogiochi e dei telefonini perché si sta creando sicuramente una generazione che interagisce con questi mezzi in una maniera completamente diversa rispetto al passato. Di questo ed altro si parlerà nella settimana mondiale dedicata al cervello, che vedrà a Padova numerosi incontri e dibattiti pubblici. Il cervello è l'organo più complesso del nostro corpo, l'unico però a non essere in grado di rigenerarsi, un motivo in più per proteggerlo con cura. È tutto, buona giornata.